Roberto Festa, che vi porta il suo saluto a questa nostra serata che dopo 5 anni, e quindi siamo arrivati al 30° anniversario della fondazione del Circolo Culturale Navarca, ci ritroviamo in questa bella sala a festeggiare insieme, e quindi anche vi dico grazie per la vostra partecipazione e vicinanza anche diciamo alle attività che si svolgono culturalmente ad Aiello e non solo da parte del Circolo Culturale Navarca. Buonasera a tutti, scusate il cambiamento della scaletta, ma veramente ci tenevo a essere qui per un saluto. Purtroppo fra 10 minuti devo essere già da un'altra parte, quindi sono già in ritardo. Io volevo ringraziarvi di essere qua, volevo soprattutto ringraziare Aurelio e tutto il direttivo, perché sono 30 anni, 30 anni non sono pochi, anzi sono moltissimi per un'associazione. Abbiamo visto in giro associazioni che nascono e muoiono dopo poco. Il Circolo Culturale Navarca è un qualche cosa che è una pietra miliare all'interno della nostra amministrazione, è una delle associazioni più prolifiche sotto tutti gli aspetti culturali, dalla letteratura, dalla presentazione di libri, a pittura, a fotografia, a chi più ne ha ne metta. E ovviamente con Aurelio diciamo, abbiamo questa peculiarità delle nostre meridiane che sono conosciute, posso dire, in tutta Europa, perché ci sono anche ai convegni, abbiamo visto che ci sono gli omonisti che vengono anche dall'estero. Quindi sicuramente il Circolo Culturale è un circolo vivo, fa moltissime iniziative, io non posso che plaudere ed essere orgoglioso di avere un'associazione sul nostro territorio di questa fattezza. Quindi Aurelio, grazie a te, grazie a tutti i tuoi collaboratori, che so, siccome tu sei abbastanza bacchettino, no? Cioè li fai correre veramente, però i risultati si vedono, quindi se stanno vicino a te vuol dire che alla fine questo gruppo è un gruppo coeso che non fa che bene alla nostra comunità. Io vi auguro una bellissima serata, so che avrete molte cose, musica, balli, danze, canti e quant'altro, un'ottima cena. Mi dispiace veramente dover andare via, ma fra 5 anni, quando sarò più tranquillo, sicuramente mi fermerò a vedere e a cenare insieme a voi. Grazie, scusate, ma devo veramente scappare. Grazie signor Sindaco, allora scriverò sull'agenda che tra 5 anni non mancherai a essere qua con noi al 35° del Circolo Culturale Navarca. Bene, grazie. Io direi di partire allora con un buon canto con i nostri musicisti. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciata al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornato mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza gelosia, senza rimorsi, senza conoscere cos'è l'amore, cogliere più pensione, goder la vita e far tacere il cuore.
giocondo, vivere di follie del mondo, vivere che c'è gioventù e che la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Buonasera a tutti, il primo brano che avete sentito è Vivere di Bixio. 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 È una canzone molto popolare che è stata scritta per il film omonimo che è stato interpretato dal grande tenore Tito Schiva. E adesso sentirete un brano altrettanto famoso, Tu che m'hai preso il cuore, dal Paese del Sorriso di Franz Lehár, e noi ve lo cantiamo dal cuore. D'accordo. Ormai per me come il sole sei tu, lontan da te, morir d'amor, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Ti vedo tra le rose, ti dico tante cose, se il vento lieve t'accarezza, un profumare di giovinezza mi fa tremar. La notte sogno tremando di te, il mio amor soltanto mentre si chiudono le pupille tue ormai per me come il sole sei tu, lontan da te, morir d'amor, perché sei tu quel mai rodato il cuore.
benvenuti a tutti. Ho il piacere di presentare gli artisti che hanno aperto questa serata. I loro curriculum sono sostanziosi, ma loro ci hanno imposto di essere molto ridotti e concisi, ma è un po' difficile. Allora, per galanteria, e anche perché oggi è una giornata particolare, comincio dalla nostra soprano Maria Giovanna Michelini, che vanta una formazione presso il Teatro Verdi di Trieste, dove ha debuttato oramai nel 2005, diretta dal maestro Daniel Oren. È un artista versatile, ha interpretato numerose parti a Milano, a Genova, a Vercelli, al Politeama Rossetti di casa, e spazia nella musica tra il Settecento e il Novecento. È un artista poliedrica, ha collaborato con dei direttori di orchestra prestigiosi, Vico Oren, uno fra i tanti che penso sia anche molto conosciuto, con Severini, e con il maestro Leone Magera. Ha effettuato varie registrazioni di repertorio ed è anche laureata in scienze politiche. Grazie di essere qui con noi. La passione per la musica la unisce anche alla passione del cuore, al nostro tenore, nonché il marito, Giampaolo Guazzotti. Anche lui si è formato presso l'Istituto Vitadini di Pavia, vanta numerose esperienze in campo lirico, diversi premi che ha ottenuto, ha vestito i panni nel Rigoletto, nella Traviata, nell'Elisir d'amore di Donizetti. È un tenore specializzato anche in musica sacra, e ha vinto numerosi premi, e nel 2023 è stato addirittura tenore solista nella Messa di Gloria del Puccini a Milano e a Genova. Ha sostenuto numerose produzioni come tenore appunto protagonista nelle operette La Vedova Allegra, La Scugnizza, Il Paese dei Campanelli. Altro non posso dire perché altrimenti le sento, e quindi abbiamo artisti di tutto rispetto. E come sottofondo, non di meno, abbiamo il maestro Corrado Gulin. È un pianista che ha inciso con diverse case discografiche, ha collaborato con diverse emittenti televisive. È un protagonista di svariati concerti in tutta Europa, nel Mediterraneo e nell'America Latina. Si è esibito come solista e come camerista in numerosi festival internazionali. Ha ricevuto, dopo una trentennale attività, riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, dal Teatro Comunale Verdi di Trieste al Teatro La Fenice di Venezia. È un compositore ed ha vinto anche per questo numerosi premi a Budapest, a Linz, e proprio il Ministero della Cultura ungherese nell'86 ha conferito la medaglia di Linz. Quindi saremo accompagnati da un trio di tutto rispetto a livello internazionale. Quindi è un onore e un piacere avervi qui con noi stasera. E lavorare un buon proseguimento. Vi aspettiamo per i prossimi interventi. Grazie. Grazie a voi e complimenti. Bene, allora, che bello avervi qua questa sera. Dopo 5 anni, sono passati 5 anni velocemente, e siamo qui a festeggiare il 30° anno di fondazione del Circolo Culturale Navarca. Brevemente, giusto per chi non lo sapesse, la data di fondazione è del 21 dicembre del 1993. 9 sono state le persone di Aiello che giuridicamente hanno fondato il Circolo Culturale Navarca. Andrea Bellavite, Giovanni Buiat, Adriana Caselotto, Enza Caselotto, Francesco Coma, Claudio Cocco, Carlo Degenhardt, Renzo Pin e Aurelio Pantanali. Negli anni poi le persone sono cambiate, e della vecchia guardia, dopo ben 30 anni di attività, sono rimaste 3. La Enza Caselotto, vorrei un applauso per lei. Renzo Pin, che purtroppo non può questa sera,
facciamo un applauso anche per Renzo. Un applauso per Renzo che per motivi di salute non può essere qui con noi, e poi anche il sottoscritto. Allora, con loro oggi fanno parte del direttivo Milena Pinat, che è laggiù in fondo, che alza la mano, Samuele Busette, che lo vediamo qua, Daniele Boschi, che sta alla ripresa. Poi abbiamo anche Nicola Sanmaria e Michele Manzato, che fanno i turni di lavoro e quindi non potevano essere qui con noi questa sera, e per motivi di salute Giampaolo Delle Vedove. Quindi un applauso anche a queste 3 persone che non hanno potuto essere qui questa sera. Quindi il circolo ha operato indistintamente per far crescere l'interesse culturale del nostro territorio aiellese e non solo. Allora, io approfitto di questa occasione, visto che oggi non solo festeggiamo i 30 anni del circolo, ma è una giornata molto particolare, e siccome il circolo nell'arco degli anni è sempre stato molto attento a determinate tematiche, oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Se non ci fosse stata questa ricorrenza, sicuramente come circolo avremmo fatto sentire la nostra voce e avremmo dato voce a chi è in prima linea per una tematica che purtroppo tocca quotidianamente, ahimè, è proprio il caso di dirlo, un fenomeno dilagante che vorremmo debellare quanto prima. E quindi io chiedo un applauso per tutte le persone che lavorano nel sociale, in ambito di volontariato, le persone nell'ambito delle istituzioni che favoriscono una cultura della pace, una cultura dell'accoglienza, una cultura del rispetto, una cultura della non violenza e una cultura dell'uguaglianza, e della legalità. Chiedo un applauso accorato per coloro che lavorano affinché la violenza sulle donne venga meno. Bene, allora Enza, vogliamo iniziare a dire che il Circolo Culturale Navarca ha operato nei suoi 30 anni proprio a 360 gradi, realizzando e organizzando teatri in friulano, serate a tema, serate di burattini, mostre. Mi preme sottolineare che una delle prime attività del circolo culturale, che appunto diceva Aurelio 360 gradi, siamo partiti con il botto, perché il primo ospite ufficiale del primo incontro del Circolo Culturale Navarca fu Maria Falcone, quando ci interessammo del tema della legalità e della mafia. L'ultimo prestigioso, non che tutti gli altri non lo siano, ma diciamo di fama internazionale, a cui abbiamo avuto l'onore di assistere alla presentazione dell'ultimo libro, tra l'altro l'ultima presentazione ufficiale, è stata Margherita Hack con il compianto Don Pierluigi Di Piazza, con il quale abbiamo condiviso molte serate. Il teatro, la sensibilizzazione e l'accompagnamento al comitato Chernobyl, che oramai da decenni sosteniamo, le varie serate a tema, la sensibilizzazione culturale. Aggiungiamo allora anche concerti, serate d'autore, dibattiti, gite culturali. Poi vuoi aggiungere poi le altro? Mostre. Allora vado avanti. Le numerose mostre. Sì, e corsi di fotografia, di scacchi, di lingue, di musica. Andiamo veloci naturalmente, solo per accennare ai vari temi che abbiamo trattato in tanti anni, di gnomonica, di merletti a tombolo, che è una mostra che continueremo anche quest'anno a fare. Poi, le mostre fotografiche ogni anno in occasione della giornata internazionale della donna, l'8 marzo, o nelle giornate limitrofe organizziamo delle serate ad hoc appunto sul tema. E poi la festa delle meridiane, la stampa naturalmente delle varie guide, il presepio illuminato, anche conferenze sia sulle meridiane che sul cammino celeste, che poi vi parleremo.
Quante attività Enza in totale? Te le ricordi? 470, No, qualcosa del genere, 500 sull'ordine di 3 anni. 540. 540, quindi di media 540. una ogni 3 settimane in 30 anni però di attività. Concludo, poi sì, e poi appunto diamo inizio alle danze della mandibola. Quindi non chiediamo di più, ci auguriamo di proseguire con questi principi, come sempre, e a favore delle nostre due comunità, che è Aiello e Ioannis. Quindi a nome del direttivo del Circolo Culturale Navarca vi auguriamo una buona cena e di trascorrere con noi una piacevole serata. Buon appetito! Buon appetito. aiellesi fossero presenti. Il nostro sindaco c'è andato via anche lui, mi ha fatto un piacere ad essere qua, e lei che è venuto a portare il suo saluto. Mi sembrava d'obbligo essere qui questa sera perché tanto è un numero abbastanza consistente, abbastanza importante. Ma come ho scritto l'altro giorno a una carissima amica che ha fatto qualche anno in più dei 30, importante non sentirli, mi sembrava giusto essere qua proprio per testimoniare questa gratitudine che la parrocchia, la comunità cristiana deve avere verso questo gruppo di persone che fanno. Adesso il commissario a San Vito mi chiedeva: ma cos'è questo Circolo Navarca? Allora ho detto: ma ecco, lui è un gruppo di persone che fanno questo. Dice, che bel ventaglio, no? Prende molti aspetti, quindi mi sembrava giusto essere qua per ringraziarvi per quello che avete fatto e state facendo, e soprattutto a incoraggiarvi per quello che farete. Io mi sento di dire solo questo: fino ai 30 siamo qui, e avanti con forza, con grinta, anche perché, come ho detto adesso al commissario, se c'è un presidente che è una macchina da guerra, quando si mette in testa una cosa nessuno lo ferma, vuol dire che va bene così, insomma. Quindi Aurelio, grazie a lei per quello che fa, perché so che è coadiuvato da tante persone, ma ci vuole qualcuno che dia la nota iniziale e poi l'orchestra parte. Quindi grazie a lei. Se siamo qui a festeggiare i 30 anni è anche merito suo, e continuate così, perché fare qualcosa per il paese, per la comunità o per le comunità, credo sia qualcosa di importante. Dicevo adesso nella messa a San Vito del ringraziamento che è inutile che ci lamentiamo che ci hanno costretti a star chiusi in casa, che non ci hanno permesso di fare. Adesso si può fare, nessuno ha posto dei limiti, quindi cerchiamo di dare una mano anche a queste associazioni che sono fatte
di noi, nel senso i membri, i soci, coloro che sono iscritti a questo gruppo, ma è fatto per noi. Quindi grazie e tanti auguri per gli anni a venire. Grazie. Grazie Don Federico per le belle parole e di essere stato con noi. Bene, grazie molto. Allora vorrei invitare una persona che proviene da Palmanova, Lucia De Giorgio. Lucia De Giorgio è la insegnante di inglese non solo nella scuola elementare di Aiello, ma anche nelle altre scuole, anche a San Vito, insegnante lì, e insegna anche il latino. È passata la notizia. I bambini sanno l'Ave Maria in latino, io sono rimasto stupito. Di solito non la sanno neanche in italiano, ma c'è la maestra Lucia che ce l'ha insegnata. Allora un grande applauso all'insegnante Lucia che ben volentieri ha accettato il nostro invito, e voi vi chiederete perché la maestra Lucia è qui con noi. Io dico solo alcune parole. Nel paese delle meridiane il tempo ballando corre. Lei è anche la maestra dello studio danza di Palmanova, oltre 40 anni di impegno, ha fondato questa scuola, ha più di 50 allieve tra piccole, medie e grandi, no? E cos'è che abbiamo fatto insieme? In questi 5 anni è avvenuto anche questo, abbiamo iniziato a collaborare e abbiamo realizzato una mostra fotografica sulle meridiane di Aiello, mettendo assieme l'arte antica della misurazione del tempo, l'arte fotografica e la disciplina coreutica, cioè la danza classica. Questa iniziativa è nata sempre perché Aurelio comunque ha sempre molte idee e riesce a realizzarle, riesce a coinvolgere soprattutto le persone che incontra. E è venuto a vedere una mostra fotografica che abbiamo realizzato nel 20, quindi in un periodo piuttosto difficile a Palmanova, è stata presentata nell'atrio del comune, una mostra che appunto lega l'arte coreutica alla struttura architettonica molto particolare di Palmanova. Quindi con la mia scuola abbiamo realizzato questa mostra. Aurelio è venuto a vederla e gli si è accesa una lampadina, ha detto ma facciamo anche ad Aiello. Io non aspettavo altro perché ho detto bellissimo, perché ad Aiello con queste meravigliose meridiane che diciamo troneggiano sui muri del paese oppure occhieggiano da dietro le abitazioni, nei giardini, non è detto, no? Perché si possono scoprire anche così improvvisamente camminando lungo le strade del paese. Queste meravigliose immagini coloratissime hanno subito acceso anche la mia immaginazione e quindi io ho detto subito sì, facciamo questa mostra. Naturalmente per fare una mostra fotografica è importante avere anche un bravissimo fotografo che si chiama Sergio Ioan e con cui appunto abbiamo realizzato la mostra di Palmanova e che poi è venuto a realizzare ad Aiello questo bellissimo lavoro che abbiamo fatto durante l'estate del 21. Durante l'estate, un'estate caldissima, abbiamo iniziato alle 8 del mattino, abbiamo finito verso le 3 del pomeriggio, le ragazze erano contente ma stremate devo dire, perché a un certo punto veramente il caldo quasi ci ha sopraffatte. Ma abbiamo scelto delle bellissime meridiane, ovviamente non tutte si prestavano ad essere valorizzate attraverso le immagini della danza, perché alcune sono molto in alto, insomma poi hanno delle tettoie, pur essendo bellissime, però non abbiamo potuto lavorarci. E quindi abbiamo lavorato appunto sulla luce, l'ombra, i cromatismi, i vari aspetti architettonici, le linee, tutto quello che può essere utile per riuscire a realizzare un prodotto bello e fruibile. Avessimo portato qua 2 foto sulle 27, comunque abbiamo fatto 27 foto molto belle, forse qualcuno di voi avrà avuto occasione di vederle perché le abbiamo presentate ad Aiello nel 21 proprio per San Carlo mi pare, no? Quest'anno anche,
mi sta interrogando, a Grado. A Grado è stato molto bello, è stata presentata tutta la mostra, è rimasta esposta una quindicina di giorni tra fine agosto e metà agosto e fino ai primi di settembre, lungo il viale, nelle vetrine dell'ex Cinema Cristallo, che si presta appunto per fare delle presentazioni senza obbligare poi qualcuno a gestire dall'interno, quindi la gente poteva passare e ammirare queste belle foto esposte su dei cavalletti. Il 26 agosto abbiamo presentato, abbiamo insomma cercato di promuovere questa mostra, che comunque ha avuto molto seguito, insomma è piaciuta parecchio, io ho ricevuto tanti complimenti al riguardo, ma soprattutto anche per la grande capacità anche del fotografo. Abbiamo promosso la mostra facendo anche una bella passeggiata scenica dal viale fino al campo Sant'Elia, a fianco della Basilica di Santa Eufemia. Abbiamo presentato le danze della luce, sempre in tema insomma solare, ecco, questo è quello che ci interessa. E la cosa bella è che comunque questa mostra poi avrà un seguito, nel senso che ne faremo un'altra, è già prevista, in un paese che è legato ad Aiello proprio per il discorso della misurazione del tempo. Questo paese è Pesaris, quindi leghiamo la bassa friulana ai monti del nostro Friuli e faremo una serie di fotografie a Pesaris, nella Valle del Tempo, e quindi anche lì insomma la danza e il tempo andranno in scena e abbiamo in previsione di fare questo lavoro per la prossima primavera, sempre perché Aurelio è pieno di idee e io lo seguo. Grazie. Quindi allora sapete che la prossima estate, se avrete modo di venire in Carnia, non potete mancare di arrivare fino a Pesaris per ammirare la prossima mostra dal paese degli orologi, questa volta, no? Il tempo comunque ballando corre. Ancora una cosa volevo dire, perché questa è una citazione di una poesia di una poetessa Loredana D'Ambrosio che ha scritto delle poesie in friulano, no? Legate proprio ad Aiello, e mi piaceva molto questa traduzione, poi perché la poesia era in friulano, però nel paese delle meridiane il tempo ballando corre era proprio perfetto. Abbiamo coronato questo bellissimo verso di questa poetessa. Grazie. E abbiamo anche stampato il libro di tutte le sue poesie, che erano tutte in friulano, e si è potuto anche tradurle in italiano, e questa è stata una bella soddisfazione da parte del Circolo Culturale Navacca. Grazie Lucia, grazie che sei venuta qua ad Aiello, e continueremo insomma sempre come abbiamo fatto. Grazie e buon proseguimento per la serata. Allora, uno dei vanti del Circolo Culturale è stato pubblicare un libro di un nostro compaesano, che è una voce narrante in ogni Sodaltor, non manca una Sophie Strock, un suo scritto, una favola, una storia, ha narrato dei personaggi di Aiello in maniera ammirabile. Chiamo qui vicino uno, tra l'altro l'autore del libro che avete avuto il piacere di ricevere in dono, il maestro Brunetto Fritsch, che non ha bisogno di presentazioni perché da una vita ha formato generazioni di musicisti. Il coro Mans da Vilotte è una delle sue creature, e adesso ci leggerà un'altra delle sue creature. È un pittore, un incisore, un artista tutto tondo. No, è giusto, merita tutta l'attenzione e tutta la gloria, che è giusto che sia riconosciuta. E adesso ci leggerà uno dei suoi scritti
una delle sue poesie meravigliose. Sì, vedo un momento che ti voglio dire. Sì, prego, prego. Dicevo un artista tutto tondo perché negli anni con la commissione della biblioteca comunale abbiamo presentato appunto le sue incisioni, i suoi quadri. È uno scrittore magistrale, sì, no. E l'ultimo libro è un tuffo nel cuore del nostro paese e adesso le parole che ci andrà a leggere non smentiranno le mie parole, anzi. No. Io. Quindi la parola al maestro Brunetto Frecci. Ma ti passa che sotto io più così non cresce. Allora amico facile hai scritto in grande ma voglio passare furanze riguardo di vita e di lavoro. A 12 anni, finita la scuola, non mi lava di studiare e mio padre mi ha detto come tu vai a lavorare e sono andata a fare il garzone da bottega di italiano. Se fosse succeduto come è convinto io, in galera fosse dato mio padre per sfruttamento dei minori. Si vede poco. E così hai cominciato la mia vita lavorativa da bottega o sul marciale per 52 anni, cioè 56 anni. Un dopo l'altro, tutti in fila. Vedi le emozioni tante e dopo in che tempi di botteghe vedi un'altra struttura hanno in supermarket vedi tutto in miniatura e viodi al frigorifero non era, si doprava la glaciera, partivi la roba in fresco, la vinguanis a cioli glass. Confessioni non esistevano, tutto si vendeva sciolto, pasta, zucchero, riso e uomini, da bottiglia o da scartoso, fatta a mano. Ogni tanto qualche amici assoiavano pur da strada, mi fermavo in bambini e stavi lì senza famiglia. Italiana mi diceva, nostra maestà, con le mani in mano, di banco. Quando che non tu sa se va, solo un strass e mette al banco. I clienti particolari sono stanti, che non ricordi, qualcuno si sa però, mi lo risi anziamo. In che volta confessioni, scusate, in che volta in contanti che compravi e rimborsi, si segnava sul libretto e si pagava in fondo al mese, cui che poteva. Una dì arriva Guido Rigotti, sempre in vena di scherzare, con la bombola e il canello al mecon soia saldato. Appena avviata la bottega era sempre la prima, Pina Piana, che per me aveva tanta stima. Io sapevo che si arrabbiava se tu la chiamavi signora. Appena che entrava ci dicevi buongiorno signora Pina
e subito mi rispondeva: buongiorno signora. Non so. E poi era Barbaiafet, al pari di Lisetta, che puntuale ogni misdì arrivava in bicicletta. Una dei suoi misdì arriva lì a tutta corsa, all'entra denti, tutto sporito. Barbaiafet, sai di dai, sotto frutto che io non sai. La mia femmina ormai anda un bici, e così. Ogni dì, ormai non cambia, corta bottega su una misdì. Io per contentare la svoli e comunque so i culi, sato che non sai se cioli. Era ancia Genoveva, la die miseria nera, per poter sbarciare i lunari a faceva la fattucchiera. Corina ogni anno faceva il nocino, un licor sin san e genuino, e poi li coccolis dal vino. Dopo quel licor filtrato, già di coccolis maduris, si metteva dentro al vino e aspettava che si misturi. Don Jalil era Giosuè, aveva l'acquolina in bocca, aspettando che soltanto bevi che il buon vino in tacche broca. Io non sai per se destin, al vas di veri sin darò, di che tac tut che il buon vino dal seglar e io passò. Una scena tan nociva, Giosuè in banda che vaiva, 70 colpi che in che di, 70 colpi che in che mattina si abbramati a Corina. E Sofia. I geos alle pales a strambavin di peraulis, ogni tanto vindiches di platarsi sotto saulis. Era Miglia, stava in plaza e veniva a fare la spesa finché io t'amore vista. E stantava a camminare e ta schiena aveva male e diceva che era artrite in ta spina dal sale. Ogni tanto ci diceva a me paron: t'abbiamo atto per sud, che sei magri, che sei buon, passi al gras a mi fas male, mi aumenta l'impressione. E Geota era Anzalus, mia Lucia, nonna di Rudi, mare di Grazian, Madonna di Santina che faceva la puestina. Quando che par sentì mior messa, ammetut l'altoparlante, gli era stata instupidita e anche tan meravigliata. E già diti al mio paron, che venga un momento, sato che inglesi da él ammetut al Parlamento. E poi era Gigia Gavassa, anche che non era male. Mi domandava sempre al formati inventare, la pancetta infurmiata, al cacao sicurato, al savon che il palmolive, per salera profumato. Quando a Clara e prima fia, abbiamo la bottega già comprati, era una merceria, bottoni, maglie e filati. E di un viar riscaldamento a bottega, senza insumiarsi, io partavi al Sardin blendi Boris per scaldarsi. Sono i piesti di Natale, per tutti i clienti era il mandolà, era un semplice regalo ben a sé e preseato. Tavian era un commerciante di che di mania larga, lui l'ha sempre tanto usato che era in difficoltà. Avresti tanti scrivi, io per tanti, per quel che sei,
ma però mi permetta, se non stufi che io lei, a Tadiano, al mio pensiero, a mia insegna ben amnistia, salve, onesto, lavoratore, io lo hai sempre del cuore. Grazie, scusate l'emozione, ma avevo la licenza. Grazie. Come vedete non ho esagerato. Sì, grazie. E adesso chiamo un'amica del circolo culturale, la nostra amica Tiziana Perini. Sostenitrice, ecco. E a lei affidiamo con la sua voce soave uno degli scritti del maestro Frisch. Tiziana Perini. Al Petaros. Quando ieri la mattina e dopo far digolizione a voi fura scova fueis come sempre in autunno. Lui arriva lì si din, ciantussan e saltussan, di ramassa in ramassa, con quel cian che ti rilassa. Lui al cianta, che io si vili, fra noi due ha naso un feeling. Al sta lì, anciamo un po', al resta fammi compagnia, e poi dopo che hai finito, ciantussan al svola via. Sarà la fantasia che mi svola un po' perdut, tal pensà che al bondi mi lu dei che lu selut e la sera l'imbrunì, quando si arli giallinis, lui puntuale arriva lì e prima che venni giù lagnò mi fa sanciamo un ciantut e poi dopo al va passos. Mandi Petaros, va là. Parla che tu has, ma si viodin domani mattina, quando scovi fur li fueis. La fiaba del leone e il colibrì, antica storia africana. Al colibrì è un usseluta, lui pisul dal creato. Lui al viv su pantli rosis, sia dal bosco oppure dal prato. Non si sa per sé, Simon, la foresta a ciapat fug, da paura in mai, a sciampava indica il look. A sciampava anche al leon, gi batteva fuori dal cur, o anche il vio dal colibrì che tornava in daur. Ma tu lavato, sei tu ma, al leon gi disse al colibrì, non sta là, torna per cá, a tu voglia di morire? Voi dal lago a Cioriara, per tentare di studiare, dove indassi duce da fa, se si ha voglia di fermare. E al leone al colibrì, non sta fammi voglia di ridi, ma non sta là qui in trinatura, troppa aga, potucciolo, con quel vecchio in miniatura. Non ti studierai sicuro tutto il fug, né mies, né un quarto, ma però io po' di dirlo, dive fatta la mia parte. Grazie a chi l'ha scritto. Sono delle fiabe vere e proprie, una poesia altissima, una poesia altissima. Grazie tanto al maestro Frisch e grazie a Tiziana Perini. Buona continuazione. Dalla principessa della Ciarda, Maria Giovanna. Grazie.
celeberrima dei tenori, adesso tocca al tenore, occhio che quando tocca al tenore. Allora, non necessita di grandi presentazioni perché fa parte del repertorio di tutti i tenori più famosi al mondo, da Carreras a Domingo, da Corelli a Pavarotti a Gozzotti. Ah, il titolo! La donna è mobile! Che abbiamo eseguito insieme quando ci siamo conosciuti. Allora, questo Fox della Luna è la melodia più famosa di questa operetta, che è stata scritta nel 1932 da Aranzato. Praticamente si parla di un paesino tranquillo dove tutto va secondo le regole, solo che a un certo punto arriva una nave di militari e quindi la cosa si fa un po' difficile perché in questo paese quando succede un tradimento sulle case suonano i campanelli, quindi paese dei campanelli. Potete immaginare che concerto quando sono arrivati. Corrado ci insegna che secondo un vecchio adagio triestino, no? Se tu ti becchi che avesse un lampione in Gesù Maria che illuminazione. Ecco, qui si parla di campanelli, ma il senso è quello. Siamo una coppia di amanti che si rivolge alla luna per chiedere di non illuminare affinché capite? Nell'oscurità
voglio amar, ma non posso osar, ci son troppe stelle a guardar, a guardar. Luna, tu non sai dirmi cos'è. Luna, tu non dirmi perché. E tua ragione argento ad amar. Gli amanti in vita mi vuoi tu spiegare. Senza te non si può forse amare. Senza te non si può più sognare. Sii cortese con me, non brillar che l'orella dell'onda sol si può baciare. Notte di mistero, notte di piacere, tu mi dici vieni a sognare. Io ti voglio amare, ma non posso usare, ci sono troppe stelle a guardare. A guardare. Luna, tu non sai dirmi cos'è. Luna, tu non vuoi dirmi perché. Il tuo ragione argento ad amar. Gli amanti in vita mi vuoi tu spiegare. Senza te non si può forse amare. Senza te non si può più sognare. Sii cortese con me, non brillar che la bella nell'ombra sol si fa baciare. Senza te non si può forse amare. Senza te non si può più sognare. Sii cortese per me, non brillar che la bella nell'ombra sol si fa baciare. Bravi! Bravissimi, bravissimi, adesso arriva il risotto. Sì. Allora, l'amico Giuseppe Poiana è il presidente dell'ITER Aquileiense, che è un'associazione nata per gestire il Cammino Celeste. Il Cammino Celeste, molti di voi, soprattutto quelli di Aiello, mi hanno sentito parlare molto, anche perché Aiello è l'arrivo della prima tappa del Cammino Celeste. Giusto Giuseppe? Ma prima di parlare del Cammino Celeste, ci vuoi dire com'è nato il Cammino Celeste? Allora, uno dei soci fondatori è Aurelio Pantanari, diciamolo subito per capire, fra i soci fondatori, poi c'è Tiziana Perini, c'è Andrea Bellavita che conoscete, poi io e vari altri, Marco Bregan, Mario Bressan e Renato Valentinozzi.
Diciamo, come è nato questo cammino? È nato proprio ad Aiello, è nato durante una serata in cui una pellegrina ha presentato il suo cammino di Santiago, ha presentato delle foto ovviamente, poi ha commentato e alla fine della proiezione ci si è trovati in un bar lì di Aiello e i pellegrini hanno detto perché non fare un cammino anche in Friuli, Friuli Venezia Giulia, e quindi è nata l'idea, questo era il 2005. Nel 2006 si è concretizzato questo cammino grazie al lavoro di tante persone, da Tiziana che ha cercato i flussi di pellegrinaggi, da dove andavano, quali santuari bisognava collegare. Comunque nel 2006 una quarantina di persone sono partite dall'Aquileia e hanno fatto, inaugurato il Cammino Celeste. Diciamo che il Cammino Celeste ha 9 tappe: Aquileia, Aiello, Cormons, Castelmonte, Masarolis, Montemaggiore, la Val Torre, Prato di Regia, Dogna, Camporosso e poi Lussari. Diciamo che c'è un prologo che abbiamo fatto poi successivamente da Barbana ad Aquileia. È un percorso di circa 220 km che si fa in 9 giorni. Grazie, abbiamo la guida, abbiamo un sito, Cammino Celeste EU, e la guida che è stata edita da L'Ediciclo, che è un editore di Portoguara, comunque è molto famoso. Il cammino in pratica è un bel percorso, diciamo il tempo giusto, perché ormai di tempi ne abbiamo pochi, quindi andare a fare a Santiago vuol dire fare un mese, qui invece in 9 giorni. Poi il cammino si può fare in varie modalità, cioè chi lo fa tutto in una volta, chi lo fa in fine settimana, diciamo che si può fare, ed è una bella attività questa, perché aiuta il fisico, però aiuta anche la mente, il corpo, la mente. È un camminare con i piedi, però si cammina anche all'interno di se stessi, perché durante il cammino si va grosso modo a 4 km all'ora, non è che si vada, non è una gara, cioè non c'è nessuno deve arrivare prima. Diciamo che abbiamo tutti una meta comune, questi pellegrini, più o meno. A Santiago c'è la tomba dell'Apostolo Giacomo, noi abbiamo Lussari, però tocchiamo i santuari più importanti, da Rosa Mistica, Castelmonte, Prato di Regia, che è diventato santuario, e poi in queste località anche grazie al Navarca che ha offerto dei monumenti che poi potete, quando andrete in qualche santuario, lo troverete a Castelmonte, a Barbana, a Camporosso e sul Lusario ovviamente. Questo è quello che grosso modo è il Cammino Celeste. Diciamo che viene percorso mediamente da circa 1 migliaio di pellegrini all'anno, grosso modo. Come ho detto, con varie modalità, perché ognuno fa quello che vuole. Sul sito nostro trova tutte le informazioni necessarie, i numeri di telefono, i nomi delle persone per poter pernottare, ecco. Diciamo che oltre a queste informazioni vengono date anche informazioni generali, anche per esempio in caso di necessità, come collegarci in caso di necessità il soccorso alpino oppure il 112. Diciamo che questo sito credo che sia uno dei migliori in giro, perché tutti i cammini hanno un loro sito, però credo che sia uno dei più completi, in cui trovate tutto, trovate quello che serve per andare a fare un cammino. Abbiamo oltretutto anche la credenziale, che è un pieghevole in cui
ad ogni tappa si mette un timbro, sul sito trovate i luoghi in cui si trova qui ad Aiello, oltre ad Aurelio c'è la parrocchia, c'è i vari B&B che sono qui a Aiello. Nel bar centrale e poi in cartoleria, e sono i due punti di riferimento per Aiello. Sì. Poi a Cormons, in parrocchia, l'ufficio turistico, diciamo che ogni posto si trovano questi timbri, quindi si appone su questo pieghevole che si chiama credenziale, che un po' viene utilizzata come per chi va a Santiago, anche lì esiste una credenziale, uno deve mettere i timbri su questo pieghevole. Da quest'anno abbiamo anche il testimonium, cioè chi ha fatto il pellegrino, c'è un'attestazione che ha fatto il cammino celeste e viene inviato per posta su richiesta mostrando la credenziale. Diciamo che il camminare è una bellissima cosa, ecco, perché aiuta soprattutto, come dicevo già prima, il corpo e lo spirito. Diciamo che uno in questo cammino ha tempo per poter pensare alle cose, diciamo, della propria vita e scoprire soprattutto, cioè scoprire quello che è se stesso, no? Cioè e trovare in se stesso quelli che sono degli aspetti positivi ovviamente, ma trova anche quelli che sono forse nelle situazioni della vita meno piacevoli, e questo cambia un po' quello che è il rapporto con le altre persone, quindi dà un'apertura rispetto alla vita di ogni giorno che è diversa, cioè uno è quello che è veramente, non come la vita, abbiamo tante maschere, tanti pregiudizi, quindi diventa un arricchimento per la propria vita, ecco questo, indipendentemente dal credere o meno, perché poi non tutti, diciamo, lo fanno, ognuno ha la sua motivazione, può essere religiosa, sportiva, chi lo va per dimagrire, ognuno, ecco, naturalistica, chi va per assaggiare i vini, enogastronomica, diciamo, chi può andare per le lingue, perché qui si trovano dal friulano, l'italiano, lo sloveno, in Val di Resia c'è un dialetto che proviene, si dice, dalla Russia, poi non si sa bene con certezza, e poi a Tarvisio e a Camporosso il tedesco lo proveno lì. Quindi si possono fare per tante, diciamo, ognuno ha la sua motivazione, e questo credo che sì, è una cosa personale che resta ovviamente. Sì, non tutti quelli che lo fanno, come ho già detto, lo fanno per motivi religiosi, però la maggioranza lo fa proprio per fare diciamo, impegnarsi in qualche cosa, oppure anche per ricordare qualche persona che magari non c'è più. Diciamo che ognuno può fare quello che vuole, ecco, questo. C'è un prologo? C'è un prologo anche? Sì, c'è un prologo da Barbana, da Aquileia, si fa la pista ciclabile, ovviamente da Grado a Barbana si va in Vaporetto e poi si ritorna, quindi si prende la pista ciclabile e si arriva qua. Comunque c'è anche in questo tratto, si può andare alla chiesetta di San Marco, in cui la tradizione non si sa bene, non esistono documenti in cui è sbarcato San Marco, che ha in pratica evangelizzato questo tratto di territorio a suo tempo. È un programma prossima primavera di qualche inaugurazione vicino alla laguna? Sì, viene fatta, diciamo, in primavera, probabilmente verrà fatta l'inaugurazione di un monumento lì a Belvedere, dedicato al Cammino Celeste, diciamo che il segno, il logo, ecco, come si dice oggi, del Cammino Celeste è il pesce tratto dai mosaici di Aquileia, però poi quello non poteva essere, diciamo, in maniera più
semplice, quindi è un pesce stilizzato, diciamo celeste su banda bianca, ecco, questo è il logo nostro, no? E quindi dalla prossima estate, quando andrete a Grado, arrivate dopo Belvedere nei pressi della laguna, sulla sinistra dove c'è il cartello Aquileia che termina il comune di Aquileia e inizia quello di Grado, la soprintendenza ha permesso appunto l'edificazione di questo monumento che andremo a montare. Ma dimmi Giuseppe, qual è il programma invece internazionale? Il programma internazionale è quello di collegare, diciamo, dato che il santuario di Madonna dell'Usciari è il santuario dei tre popoli, noi abbiamo pensato di fare per l'Austria da Gurk all'Usciari e in Slovenia da Brezie all'Usciari. Sono due località, Brezie è vicino a Lubiana, all'aeroporto di Lubiana in pratica, e Gurk è in Austria, poco sopra Mariazzalle. Bene, quindi avremo le 7 tappe austriache e le 5 tappe slovene. Quindi il cammino celeste speriamo che dal prossimo anno sia un cammino internazionale come era nei nostri programmi 17 anni fa. E un'altra cosa, il cammino sono state posate circa 500 tabelline, sono 10x10 con logo che ho spiegato un attimo fa, quello del pesce stilizzato. Da Aquileia all'Usciari sia in andata che in ritorno. Diciamo che adesso ci avevano richiesto anche di farlo in bicicletta, però non sono più 9 giorni, sono meno giorni, quindi diciamo che piano piano si sta lavorando, ecco, sempre per cercare di migliorare. A piccoli passi? Sì, a piccoli passi. Diciamo che se pensate dal 2006 che diciamo, siamo partiti in maniera molto artigianale, senza grossi, cioè noi siamo un'associazione che si è costituita nel 2008, no? È un'associazione senza fini di lucro, quindi non avevamo finanziamenti, si andava con lo spray a fare le frecce celesti sugli alberi, adesso invece abbiamo messo le tabelline, sono 500 in andata, 500 in ritorno, quindi diciamo che non ci si perde, oltretutto c'è la guida, poi sul sito si può scaricare in PDF per chi usa il computer la descrizione delle tappe, quindi c'è di tutto e di più, ecco. Comunque dobbiamo dire grazie ad Aurelio e alla sua famiglia, ecco, perché Aurelio è uno, però c'è anche il figlio che ci dà Sì, Giulio ha fatto il sito in 6 lingue che ha prodotto. Bene, mi sembra che la descrizione sia stata più che esauriente per far capire questo progetto che è sempre stato sostenuto e tuttora è sostenuto dal Circolo Culturale Navarca e del motivo per cui ne abbiamo parlato questa sera. L'obiettivo è comunque, come ha detto Giuseppe, di proseguire con questi intenti e di raggiungere le 3.000 persone all'anno entro 5 anni. Articoli e anche le televisioni si sono interessate e hanno fatto moltissimi servizi anche dall'estero e pertanto noi, per Giuseppe, siamo molto soddisfatti di quello che si è potuto fare fino ad oggi, ed io in particolar modo sono anche soddisfatto per il fatto che la prima tappa del Cammino Celeste si ferma proprio ad Aiello ed è il motivo per cui abbiamo parlato. Quindi buon proseguimento, adesso abbiamo di nuovo il canto.
baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhi tuoi severi. Vorrei morire con te, angelo di Dio, oh bella innamorata, tesor mio. Qui sotto il vidio a passeggiare e lo sentiva col solito cantare. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhi tuoi severi. Stringimi, oh cara, stringimi al tuo cuore, fammi provare l'ebbrezza dell'amor. Allora, dopo questo brano che si intitola Musica proibita, una romanza composta nel 1881 dal ventenne Stanislao Gastaldon, che acquistò una grande notorietà grazie a questa canzone. In quest'area, come avete potuto sentire, una fanciulla vorrebbe ripetere il ritornello di una canzone d'amore che un bel garzone le canta ogni sera da sotto il balcone, però questo le viene proibito dalla madre, ma la fanciulla approfitta dell'assenza di quest'ultima per poterla comunque cantare. E adesso proseguiamo un po' su questo filone melodico italiano, interpretando in forma di duetto una celebre canzone, Voglio vivere così, che è tratta dal film omonimo del 1842 e che è stata resa celebre dal tenore Franco Tagliavini. Va, cuore mio da fior a fior, con dolcezza e con amore, vai tu per me. Va, che la mia felicità brucia solo la realtà, vicino a te. Voglio vivere così, con il sole in fronte, e felice canto beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Ci amo impertinente, quel ruscello impertinente, menestrello dell'amor. La fiorita delle piante tiene allegro questo cuore, sai perché voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per te. Perché questo incanto non costa niente. Ci amo ardentemente quel ruscello impertinente,
voglio vivere così, col sole in fronte, e fece il canto, canto per te. Circolo Culturale Navarca è dare un riconoscimento a delle persone che negli anni sono sempre state vicino, con impegno naturalmente, ad una parte delle attività del nostro circolo. Questa sera abbiamo preparato 4 targhe, no? E con noi per la consegna della prima targa abbiamo l'ex vice presidente della provincia di Udine e anche consigliere nonché regionale, sempre ex, mi precisa, ma per la sua grande professionalità in decenni il Circolo Culturale Navarca ha voluto mantenere comunque un ottimo rapporto con il signor Franco Mattiussi, perché spessissimo quando abbiamo fatto le feste delle Meridiane lui non è mancato di venire a consegnare delle targhe a dei vari autori ad Aiello, ma non solo, ma nel maggio dell'anno scorso il Circolo Culturale Navarca ha realizzato il monumento in memoria di Enzo Bearzot e quindi tra le numerose autorità presenti e tantissima gente con tutti gli alunni delle scuole eccetera, un ottimo intervento lo ha fatto anche il nostro Franco Mattiussi come il non ex consigliere regionale, ecco, qui non ho sbagliato. Allora la prima targa verrà consegnata, io voglio invitare il conte Michele Formentini, che un applauso per lui, no? Perché è una persona straordinaria tra il Circolo Culturale Navarca e il... venga qua nel mezzo, preferisco che stia qua, avvocato, perché in 30 anni che esiste il Circolo Navarca, il museo della civiltà contadina del Friuli Imperiale di Aiello ne ha 31 anni. E abbiamo sempre operato diciamo con grande piacere, ma soprattutto quando si trattava di valutare, sto parlando quindi di 29 anni fa, questo cortile delle Meridiane che io avevo in mente, ci trovammo nel centro del cortile del museo e gli prospettai questa idea di fare una prima meridiana sulla parete e poi di seguire con degli autori anche altre meridiane che segnassero i vari metodi di conto delle ore che dall'antichità ai giorni nostri appunto l'uomo ha utilizzato. Lui mi guardò e mi disse ma senti, quanto costa questa meridiana? Non le costa niente. Se non costa niente, guarda, vedi quello spigolo laggiù? Sì. Vedi quell'altro dall'altra parte? Sì. Sono 100 metri. Tutta la parete è tua. Guardi che la prendo in parola, ho detto, no? E così è stato fatto. 23 meridiane nel cortile di Aiello. Buonasera, grazie Aurelio. Immeritatamente Aurelio ha voluto che io fossi qua oggi a consegnarle questa targa. Ho ricoperto già, elencato i ruoli, sono davvero onorato di porgere con te questa targa che loro hanno fatto come Circolo Navarca. Durante gli anni della provincia, ho fatto 10 anni in provincia, il signor Aurelio lo vedevo spessissimo,
a tormentare la provincia per sostenere queste sue iniziative che sono state, ho sentito parlare prima del Cammino Celeste, quindi lui era anche non soltanto per il circolo culturale ma anche per questo cammino che è un prodotto turistico importante. Non andiamo più nel merito del religioso, no? o dei valori che magari possono essere sviluppati all'interno del percorso, ma come prodotto turistico è una cosa interessantissima e importante per la nostra regione. Aurelio è stato un fan eccezionale per questa iniziativa, l'ha costruita, l'ha voluta. Mi ricordo che sono stato anche all'inaugurazione del cibo del Monumento Barbara, da dove parte il percorso del Cammino Celeste. Quindi io devo essere sempre grato ad Aurelio per l'iniziativa che ha fatto, e dopo ha fatto un altro prodotto turistico che è una destinazione turistica diventata, che è Aiello, già ricca con il museo qua scrive della civiltà contadina del Friuli imperiale, quindi legato a quello che è il discorso della vita in Europa forse, quindi di un percorso storico passato che ancora non dimentichiamo e che comunque vorremmo valorizzare per distinguerci anche da tutto il resto. E quindi fatta destinazione turistica con le Meridiane, il paese delle Meridiane. Ci sono delle bellissime realizzazioni che ho avuto il privilegio di verificare nei 10 anni della provincia e anche poi in regione, quasi ogni anno venivo ad inaugurare una nei vari percorsi, l'ultima quella al indimenticato Enzo Berzò, quindi era presente la figlia, no? Era anche commovente la cosa che è stata fatta lì all'interno del suo parco. Ho avuto il privilegio anche di visitare il suo museo, quindi quello della civiltà contadina, perché il mestiere del contadino è una filosofia di vita e gli attrezzi che si usavano per portare avanti questa filosofia sono lì a ricordare i tempi che sono passati per arrivare fino ai tempi moderni, che magari adesso un po' quella filosofia l'abbiamo dimenticata, e anche quei valori che quella cultura portava avanti. Quindi mi privilegio e mi onoro, signor Conte, di ho avvocato, come vuole che lo chiami? Va bene tutto? Ecco, di darle a nome del Circolo Navarca questa targa con questa dedica. Il Circolo Navarca, in occasione del 30° anniversario della sua fondazione, 1993-2023, ringrazia Michele Formentini, fondatore del Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale, per la generosa disponibilità allo svolgimento di numerose iniziative culturali all'interno delle sale museali e per aver concesso la realizzazione del cortile delle Meridiane. Aiello, 25 novembre 2023. Grazie signor Avvocato Formentini, grazie di essere con noi e grazie Franco, grazie molte. Adesso abbiamo una seconda targa, ma parla Enza. Il Circolo Culturale si è fregiato di collaborare con tantissime realtà. Una di queste, sosteniamo da tanti anni, l'ho detto anche in sede di presentazione, è il Comitato Chernobyl. Questa veramente altissima organizzazione che nell'arco di 30 anni, quindi come il circolo, ha portato i bambini dall'ex zona di Chernobyl per un mese all'anno in Italia affinché potessero disintossicarsi. Purtroppo lo scoppio del Covid ha bloccato tutto questo iter, ma ciò non toglie che il lavoro continua di relazione. Ci sono ragazzini e ragazzine che sono arrivati a 5-6 anni nei paesi di tutto il Friuli e che hanno mantenuto i contatti con le famiglie che li hanno accolti ed ospitati per il mese di vacanza, infatti si chiamava Vacanza Dono, e hanno fatto conoscere le loro mogli, i loro mariti, i figli, i nipoti, quindi una storia che si perpetua e che ha un cuore enorme.
questo cuore ad Aiello ha iniziato a pulsare con Laura Daltin Pontel, che purtroppo è mancata nell'arco di quest'anno, con la quale, nella sua maniera silente e discreta e molto umile, ha fatto un lavoro straordinario. Ha coinvolto il circolo convocandolo per la prima volta. Non abbiamo potuto, con la sua mestizia, con la sua tenerezza, non abbiamo potuto dirle di no, e questa storia prosegue nonostante lei non ci sia più. Chiamo Milena, che è qui vicino. Purtroppo, dicevo, Laura non c'è, il marito non è in buona salute per essere qui a rappresentarla. Abbiamo una degna esponente del Borgo dei Frati, dove tutto è nato, la signora Angela Peloi Boschi, che lo ritirerà per suo conto. Dicevo, Laura, con la sua timidezza, con la sua riservatezza, è una persona schiva, ha però mosso decine e decine di persone. Da Aiello venivano un sacco di bambini negli anni più floridi dell'attività appunto del comitato Chernobyl, accolti dalle famiglie, e avevano modo, ripeto con la sua maniera così silente, di coinvolgere l'intera comunità, ed è stato arricchente forse per chi ha ospitato che per gli ospitati, forse alla fine della fiera. Quindi lascio la parola a Milena, che leggerà la motivazione con cui abbiamo voluto premiare Laura, che ci segue da un altro luogo. Sì, diciamo che anch'io ho avuto modo di chiedere consiglio a Laura quando qualche anno fa poi le cose sono sospese a causa del Covid. Anche io nella mia famiglia ho ospitato una ragazzina della Bielorussia, e in attesa del suo arrivo erano tante le domande che mi sorgevano, e ho detto: chi meglio di lei può darmi dei consigli su cosa fare, su cosa darle da mangiare, insomma le cose pratiche che poi si devono affrontare quando si ha un ospite in casa. E mi ricordo che sono andata una mattina da lei in bicicletta e ho detto: guarda, io devo fare questa cosa, sono un po' titubante. Lei mi ha rassicurato, insomma, con la sua grande esperienza, modo di fare, anzi mi aveva addirittura, e li ho ancora a casa, non li ho mai potuti restituire, perché poi contavo anche di ospitare in futuro, poi purtroppo le cose si sono sospese con il Covid, e il famoso vocabolario di traduzione italiano-bielorusso, ce l'ho illustrato, così era tutto molto più semplice da capire sia per noi che per la ragazzina che abbiamo avuto. Ecco qua, allora niente, lasciamo appunto poi da consegnare al marito, e la targa che dice: in occasione del 30° anniversario della sua fondazione, Circolo Culturale Navarca, ringrazia Laura Daltin per il suo amore solidale nell'aiutare i bambini più sfortunati, operando in tante iniziative sociali e culturali a favore dei bambini di Chernobyl. Sempre a Aiello, il 25 novembre del 2023. E adesso, ultimo ma non ultimo, allora abbiamo altre due targhe, questa volta le daremo insieme, e vorrei chiamare Claudio Cecotti, astrofilo, gnomonista e astronomo anche, che ha sempre collaborato con il Circolo Culturale Navarca, diverse conferenze il giorno della festa delle Meridiane lui le ha sostenute, ha portato da Teheran anche Mohammad Bagheri, che poi l'abbiamo portato anche a un seminario di gnomonica nel Lazio, se non sbaglio, no? Tanti anni fa, e quindi quando lui è venuto a conoscenza che appunto questa sera noi ci saremmo incontrati per il 30° di fondazione, ha subito chiamato dicendo: riservami 3 posti, e quindi è venuto con la figlia Paola e con il marito anche, no? E quindi io intanto ti do le 2 targhe, e saranno consegnate a 2 persone. Una è Orlando Zorzenon di Strassoldo, che vorrei invitare qui. Viene Orlando, è una persona
in mezzo, una persona, siamo diventati amici da oltre 20 anni, è un uomo tuttofare, ha fatto diverse meridiane ad Aiello, un anno ha anche vinto con una meridiana a forma di globo, ma anche in giro in diverse località. La seconda persona è Eligio D'Ambrosio di Castiglione di Strada, ha 87 anni, purtroppo non può alzarsi per la sua malattia che gli è giunta da alcuni anni dal letto, e meno male che la moglie gli sta molto vicina, Loredana D'Ambrosio, che l'abbiamo accennata con Lucia De Giorgio all'inizio di questa serata, perché il Circolo Culturale Navarca ha stampato anche un libro sulle sue poesie in friulano, mettendo anche poi la traduzione in italiano. È merito oggi di sua moglie che Eligio D'Ambrosio, siamo stati insieme a trovarlo un mesetto fa, e comunque riceverà questa targa e siamo certi che andremo a portargliela e sarà sicuramente molto contento. Io devo dire una cosa a riguardo di queste due persone, di Orlando e di Eligio. Ho avuto la fortuna per varie vicissitudini di conoscerli e siamo diventati amici. Con loro ho avuto modo di fare tantissime cose, dai monumenti che abbiamo accennato prima del Cammino Celeste a molte meridiane nei vari anche santuari della nostra regione, ma non solo, e anche in diverse cittadine, chiese e anche campanili, no? Tipo mi viene in mente il campanile del Duomo di Palmanova, per dirne una, insomma, no? Ma anche altri. E la fortuna è stata che aver conosciuto queste due persone e averle trovate, posso dirvi con tutta sincerità che conoscere persone come Eligio e come Orlando vuol dire incontrarle due ogni 100 paesi. Ogni 100 paesi, 100 più 100, nasce un uomo come Orlando Zorzenon. È una persona straordinaria. Non aggiungo altro perché siamo al termine della serata e so che siete anche stanchi perché ho visto che l'ora va avanti. Posso dire che Aiello, da Orlando e da Eligio, che hanno vinto, anche Eligio ha vinto con una meridiana che tra l'altro abbiamo qua stasera con Stefano Vrecche e Marina Russo, no? Nella loro casa dietro la chiesa, è una delle meridiane che Eligio ha fatto e che è risultata vincitrice di un concorso 12 anni fa, 2010, quindi sono passati 13 anni. Claudio, vogliamo leggere le due targhe, no? E gliele daremo tutte e due, anche quella di Eligio ed Orlando? Io, per dire la verità, come l'ho visto stasera, sono andato subito a cercarlo perché sapevo che avrei passato una serata molto ricca di notizie e lui è sempre una miniera di tante cose e è stata anche una miniera di lavori, per cui ecco perché il Circolo Navarca lo sta premiando. Veramente è una persona eccezionale, bisogna tenerlo con le redini tirate perché sennò parte. Allora, la targa che lo riguarda dice così: in occasione del 30° anniversario della sua fondazione, il Circolo Culturale Navarca ringrazia Orlando Zorzenon per la sua impareggiabile maestria, è scritto in grassetto, dimostrata da anni con grande generosità nel costruire meridiane ad Aiello e l'effigie delle Madonne in mosaico sui monumenti lungo il Cammino Celeste. Aiello, 23 novembre 2000. Ecco, e poi abbiamo la targa per Eligio D'Ambrosio, che è veramente un'altra persona eccezionale, di cui ho avuto modo di vedere i lavori
che ha preso la sua abitazione, oltre ai lavori che ha fatto per il Circolo Navarca, e questa recita, la dedica recita così: in occasione del 30° anniversario della sua fondazione, il Circolo Culturale Navarca ringrazia Eligio D'Ambrosio per la sua ineguagliabile operosità dimostrata da anni con grande generosità nel costruire Meridiana d'Aiello e nello scolpire le pietre d'arte per i monumenti lungo il Cammino Celeste. Quindi veramente corrisponde in maniera veramente esatta al lavoro di questa persona, che tra l'altro ha un museo personale nel suo cortile che merita di diventare un museo visitabile da tutti. Ecco. E poi lo porteremo senz'altro. Benissimo, come avete potuto vedere, sentire, ci diamo un po' da fare, insomma, no? Io spero che si possa continuare con questi intenti, uso questo termine, positivi, e mi auguro anche che le generazioni future, ormai anch'io sono da 15 anni che cerco sempre un presidente, ma finora questo presidente non si è mai fatto avanti, perché è giusto che siano i giovani, insomma, no? Anche a subentrare per portare avanti concretamente delle iniziative legate alle varie associazioni. Purtroppo riscontriamo che vuoi per il Covid, vuoi per le moderne, diciamo, forme legate soprattutto ai social, ci portano a fare un comportamento di vita molto staccata, molto indipendente, e che le cose bisogna approcciarle immediatamente senza avere un po' la volontà di impegnarsi, perché le cose si raggiungono soltanto lavorando, e come anche stasera un po' avete potuto capire, purtroppo questo si riscontra un po' in difficoltà. Dovrebbero esserci più persone rispetto ad Orlando e da Eligio. Io ho detto prima 100, ogni 100 paesi, bisognerebbe che in ogni paese ci fosse almeno una persona che sostenga e trascini molte altre, e questo è l'obiettivo che ci si augura almeno per il nostro territorio della Bassa. È un augurio anche per Aiello e Ioannis, che possano appunto proseguire con questi intenti positivi nel realizzare delle belle cose per il paese, ma anche per la nostra regione, come penso che il Circolo Culturale Navarca abbia fatto. Grazie Orlando, grazie Claudio. Sì. Volevo dire anch'io due parole invece su Aurelio, perché Aurelio è una persona che è difficile anche trovare un altro come lui. Lui sa coinvolgere le persone e sa cosa può anche trovare, diciamo, di buono in queste persone o di utile, no? E la prima volta che ho incontrato Aurelio, l'ho incontrato a Palmanova, avevo una mostra di meridiane e io avevo fatto una meridiana sola perché avevo un libro che mi ha regalato uno dei miei figli e mi sono letto questo libro. Dopo 2 mesi ho realizzato la prima meridiana, mi sono appassionato, ho trovato a Palmanova che aveva questa mostra Aurelio e gli ho detto: ho fatto anch'io una meridiana, e lui per prima cosa mi ha detto: ma vera o falsa? No, gli ho detto: l'ho calcolata. Bene, mi ha detto, allora facciamo così, vieni ad Aiello che ci conosciamo e potremo fare qualche lavoro insieme. È andata a finire che Aurelio avrà avuto qualcosa da me, ma anch'io ho avuto tanto da lui. Avevo 65 anni e io le meridiane le stavo disegnando così, facendo i calcoli matematicamente,
ma non con i programmi. E Aurelio ha detto ti spiegherò come si usano i programmi, ma non sapevo usare il computer. E io sono andato a Palmanova e ho fatto un corso di informatica, poi ho fatto anche un altro, non sto a spiegare questo, e Aurelio mi ha detto adesso che stai facendo il corso vieni a casa mia, fra un'ora tu avrai un computer che potrai usare per imparare, per addestrarti. E così è stato. E praticamente Aurelio ringrazierà noi e noi lo ringraziamo lui. Grazie Brando, complimenti come sempre, insomma, bisogna saper tenere duro. C'è un fuori programma. Allora, la famiglia Pantanali, Erta. Perché Aurelio premia sempre tutti, adesso è il momento che devi essere premiato tu. Io e Giuseppe abbiamo inventato questo premio per voi. Allora, Erta, Giacomo. Allora, io continuo la collezione delle scatole antiche perché so che piacciono. Allora. Bene, abbiamo anche il diploma. Allora, io volevo scrivere tante cose, poi Giuseppe mi diceva no ma più semplice, no ma stringi, no ma stringi. Io scrivevo no ma stringi. Allora questo è, ma proprio dal cuore. Alla splendida famiglia Pantanali, Aurelio, Erta, Giacomo, Giulio, poi aggiungo anche le famiglie piccoletti, per la dedizione tenace lungo questi anni e lunghi anni. Un grazie di cuore da parte di tutti noi, vi chiedo veramente un applauso, ma grazie. Però c'è un premio anche per Giuseppe. Allora, prima dicevi 500 targhette messe in andata, 500 targhette, 1000 targhette che le hanno messe Aurelio e Giuseppe. Io dico che in ogni attività c'è magari chi è più creativo, più ideativo, ma poi c'è chi sta a fianco. E credo che il vostro incontro per il Cammino Celeste sia stata veramente una grazia. E allora, pensando ad Aurelio, io lo chiamo un sognatore concreto, non ho mai conosciuto una persona che sa immaginare delle cose e poi le realizzi tutte, sempre. Però, allora, io ti ho eletto angelo del cammino, tu adesso ti prendi questo encomio, da oggi tu sei l'angelo del cammino, vi chiedo un applauso, ma grandissimo. Grazie di queste belle cose, grazie a voi, e adesso abbiamo il dolce, poi il caffè e poi sentiremo come gli ultimi brani che ci hanno preparato i nostri artisti musicisti. Buon proseguimento. Chiaro
Grazie.